La medaglia per i giochi rappresenta l'elemento di magia, è un po' il sogno che tutti gli atleti si portano dietro. Disegnare un oggetto come la medaglia è una sfida per un comitato. Noi abbiamo sicuramente sviluppato in questi anni una grandissima competenza sul nostro brand, su chi siamo, su come lo vogliamo raccontare e quindi abbiamo fatto un po' un esperimento, chiedere a un team interno di lavorare a diverse idee della medaglia. La nostra medaglia è divisa in due parti, è divisa in due metà che per noi rappresentano l'atleta da un lato ovviamente, tutto il lavoro di team che l'ha portato fino a lì ed è un lavoro di squadra dove c'è sicuramente la famiglia che l'ha accompagnato, ci sono gli allenatori, i preparatori. Queste due metà hanno delle texture diverse e poi ci sono dei piani inclinati e ci sono degli inserti che portano luce, che raccontano quel dinamismo, quella contemporaneità dello spirito italiano di Milano Cortina. Le medaglie sono d'oro, argento e bronzo, sono ovviamente metalli preziosi. Avere Poligrafico Zecca dello Stato come partner su questo progetto ovviamente ci dà moltissimo prestigio. Stiamo parlando di un oggetto che ha un valore importante ed è un oggetto che deve raccontare e rappresentare tutta l'Italia, non solo Milano Cortina 2026. Si parte quindi da una prima fusione, quindi da un primo prodotto fuso, quindi da un elemento di metallo che poi viene coniato e personalizzato con tutte le caratteristiche di lucidatura, di frosting che vanno a contraddistinguere e a rendere ancora una volta unica la medaglia olimpica di premiazione per gli atleti. Ciò fa sì che di fatto alla fine ogni medaglia abbia una sua storia e sia praticamente un prodotto artigianale diverso dalle altre. Quando tra 20 anni qualcuno guarderà le nostre medaglie mi piacerebbe che riconoscesse Milano Cortina, che guardasse un design che è comunque diverso da tutte le altre medaglie nella sua specificità e che racconta la nostra edizione dei Giochi.